questi anni c'è stato un progressivo indebolimento della capacità di risposta, un progressivo indebolimento degli strumenti di protezione sociale e dei servizi sociosanitari. Non solo liste d'attesa, difficoltà ad accedere alle cure, povertà, il rapporto sull'integrazione sociosanitaria in Veneto mostra come nella nostra regione lo sbilanciamento di risorse umane e materiali, nonché la cronica carenza di personale sanitario, porti a condizioni di vulnerabilità sociale e fragilità, intese come condizione di debolezza legata allo stato di salute della persona. Abbiamo evidenziato che ci sono alcuni aspetti del contesto sociale che denotano situazioni di fragilità e di vulnerabilità anche all'interno di una regione come la nostra, che pur essendo posizionata meglio rispetto ad altre per alcuni indicatori, però si deve confrontare con i temi della fragilità familiare, della non autosufficienza, disabilità, del problema del disagio giovanile. Emerge un aumento del consumo di psicofarmaci, un tasso di povertà educativa crescente, nonché dei caregiver, soprattutto donne, che devono occuparsi sia di figli piccoli che di genitori anziani. Il rapporto evidenzia anche che non sempre una provincia ricca sia la più performante in termini di assistenza sociosanitaria ed educativa. Una provincia appunto che ha un'alta pressione della domanda potrebbe avere una grande capacità, una maggiore capacità organizzativa e quindi riuscire ad avere una maggiore performance pur appunto con risorse più limitate rispetto ad altri territori. Dalla CGIL del Veneto la perplessità e la preoccupazione per gli assessorati sanità e sociale separati, da cui nasce un appello al Presidente e alla nuova Giunta. Rafforzare e salvaguardare il sistema sociosanitario pubblico, garantire prossimità vuol dire potenziare l'intera filiera dell'assistenza territoriale, intervenire per garantire ovunque l'erogazione dei livelli essenziali di assistenza e dei livelli essenziali delle prestazioni sociali, per non costringere nessuno a rinunciare alle cure